Annabella? Sì, un sogno. Una pelliccia Annabella? Sì, un sogno oggi realtà. Una pelliccia Annabella vi dona classe, fascino, successo. Annabella è solo a Pavia. Annabella, il sogno di tutte le donne. Annabella. Uomini illustri. Sono di nuovo qua. È un'ora che sono fuori. Buonasera a tutti. Buongiorno, buon pomeriggio. Buon mattino, avete fatto colazione, cena, arrivederci, come va? Perché non si sa. Va bene. Dunque, sempre arrivano richieste di argomenti. Va bene. La cultura si sta alzando, il livello nazionale si sta aumentando come cultura, anche grazie a queste piccole... cosa sto dicendo? Va bene. E parliamo stavolta dei personaggi storici, quelli importanti. Parleremo di un autore che vi appassionerà senz'altro, che è Vittorio Alfieri. È vero che vi appassiona? Non me ne frega niente, sempre così. Vittorio Alfieri, dunque, mi ha subito incuriosito da quando era all'asilo, che ne sentivo già parlare di Vittorio Alfieri, quello volli non volli, fortissimamente volli, vorrei, non vorrei, ma non so, non si sa, volli. Quello, la volontà ferrea. Ci sono stati degli studi fatti, che io ho rintracciato su libri, dove hanno fatto uno studio psichiatrico su Vittorio Alfieri. E lo studio psichiatrico fatto da medici qualificati è stato questo il giudizio: epilettoide, degenerato e senza la minima volontà. Che è pazzesco, è pazzesco. Andiamo a vedere dalla sua biografia, la storia della sua vita scritta da lui personalmente. Quindi inizia così: io nacqui in Asti per mia disgrazia il 17 gennaio 1749. Non è vero, è nato il 16! È nato il 16! E lui dice il 17! Già una balla così, subito! È nato il 16, il giorno prima. Lui il 17 perché voleva farlo strano. Voleva farlo strano, il disgraziato, perché il 17 porta male, sì, tutta la vita porta male. Infatti lui era un bambino un po' triste così. Infatti a 7 anni, in un momento di estrema allegria, tenta il suicidio. Vi giuro, a 7 anni, ve lo immaginate un bambino di 7 anni che tenta il suicidio? Che lascia il suo testamento, lascia il triciclo alla nonna. Tenta il suicidio come? Sono cose vere, io vi dico, andate, chiedetelo agli insegnanti, sono cose vere. Tenta il suicidio Vittorio Alfieri a 7 anni così. Dunque, con la cicuta, andava di moda la cicuta ancora. La cicuta è un'erba, allora cosa fa? L'Alfierino esce, vede un prato e dice guarda che bella cicuta e comincia a brucare un prato lì. Dopo che ne ha mangiato 12 kg aveva uno stomaco così, era vivo e vispo, pieno di roba verde. Qui arriva la mamma, cosa fai? Sto tentando suicidio, pa, e al momento lo ammazza di botte. Perché le mamme, ti giuro, perché le mamme, guardate che è una legge storica ancora in uso ancora oggi. Quando tu ti fai male, che tua mamma dice cosa ti hai fatto male? Papà, ti fa ancora più male per dimostrare che non ti devi far male. Allora nasce così questa infanzia, così dopo un po' lui non era terrorizzato dalle botte, Alfieri. Vi giuro, guardate che sono cose vere. Le botte, sì, manganelli, cose, battipanni, sì, niente. Era terrorizzato, sapete da cosa? Ma terrorizzato. Ma lo sapete? Ma guarda questo, io sto per diventare pazzo, abbiate pazienza. Era terrorizzato dalla retina per capello. Cioè, lui quando combinava una marachella, la mamma arrivava lì, gli metteva una retina, sai quelle da notte? E lo portava fuori per il paese. Lui si vergognava come un ladro. La seconda volta che gli ha messo la retina lui è svenuto. Infatti quando faceva una marachella arrivava, la mamma gli faceva retina. Bastava che gli facesse rrr, e lui sveniva per terra. Roba da pazzo. Soffriva di una malattia
sui 10, 12 anni, 13, così, soffriva di una malattia ai capelli. Allora hanno dovuto rasarlo a zero perché gli era diventato, e sono cose, non mi stancherò mai di dire che sono vere perché sembrano, gli è venuta la testa blu e nera. Cioè blu e nera, così sembrava Mazzola dell'Inter, colore dell'Inter, cioè. E allora gli ha messo una parrucca, questo aveva 13 anni. Ora, immaginate un bambino di 13 anni che va a scuola, i compagni di banco, Vittorio Alfieri alla parrucca, Alfieri, prendevano la parrucca, se la tiravano, qui la parrucca, dammi la mia parrucca, no, Alfieri c'ha la parrucca, sembri Yul Brynner, beh, non esisteva ancora Yul, va bene. Allora lui si traumatizza e si scogita, cioè scogita una cosa. Perché lui andava a casa, era distrutto, povero Alfieri. Lo prendevano per il culo, scusate, per il sedere, tutta la mattina. Andava a casa, mamma andava a casa con la parrucca così, sembrava presbitero. E la mamma le diceva, vieni che ti metto la retina, non ce la faceva più, non ce la faceva più. Allora escogita una tattica, decide di... entrava in classe, una mattina si presenta in classe, prima che gli altri gli strappassero la parrucca, lui si toglieva la parrucca e eccola qui la parrucca di Vittorio Alfieri, eccola qui, la volete te, giochiamo insieme. Se la levava lui, cancellava la lavagna, eccola qui, tutta qui. E da lì ha tratto una massima che è durata tutta la sua vita, che la massima che lui ha preso dalla parrucca, dallo scherzo della parrucca, era dare spontaneamente quello che non si può, impedir ti prendano. Cosa ridi che non hai capito? Cioè, sarebbe, devi dare spontaneamente una cosa che sai già che te la prendono. Sarebbe come se uno ti vuole uccidere, cosa fai? Ti uccidi da solo così gli togli la soddisfazione. E va avanti. Ma non è finita perché te ne combina. Perché adesso te ne combina una. Te ne combina una Vittorio Alfieri che io non so neanche se posso dirla in televisione perché cioè, a scuola ogni tanto si leggono sui giornali fatti che sono alunni trovati in possesso di figurine di AI, di P38, bombe, spinelli lunghi così. Lui gli trovano una cosa a scuola che non so se posso dire. La dico? Perché è vera. Scusatemi, è troppo, insomma. Lui si compra sta cosa, la porta a scuola di contrabbando senza fare... Sapete cosa li trovano un giorno, professore? Oh, tappatevi le orecchie, bambine, scusate. Un libro dell'Ariosto! Un libro... e glielo sequestrano! È uno scandalo è successo a Asti, un casino! Guardavano la mamma dell'Alfieri, guarda quella lì che c'ha un figlio del genere che legge Ariosto a scuola. Cose da pazzi! E allora lui, tutti si chiedevano, chissà come sarà Alfieri a 20 anni. A 20 anni infatti non ce la fa più, si sfoga e legge Plutarco. Le vite parallele di Plutarco e da queste vite parallele lui riusciva a leggere e a immedesimarsi nella parte che leggeva. Quindi leggeva Giulio Cesare e nella camera faceva "Oh, perché brutta! Brutta!" I vicini, ma cosa fa questo? È impazzito. Allora i vicini con le scope, basta! E lui, no, ti porto in Gallia! Ti porto in Gallia! Tutto così. Fermi! E poi veniamo all'episodio. Si fa le gare, sapete che si faceva le gare alla sera per studiare? Non è vero! Lui si faceva le gare perché come apriva le finestre vedeva Asti. Gli veniva voglia di buttarsi di sotto. Ecco qual è la verità. Aia! Anche questa lezione è finita. Chiedete quello che vi dico, per favore, estraiamo la massima. La massima di questa settimana è le bugie hanno le gambe molto lunghe. Bruno Lauzi. Arrivederci a tutti, grazie. Grazie a tutti. Windmill, una fiamma che hai sempre desiderato. Windmill, oggetti preziosi che completano la tua personalità. Nella linea Windmill trovi il tuo accendino. Sofisticato, classico, sportivo, a partire da 25.000 lire. Windmill, desideri accesi. Un vero ristorante giapponese! Togliere le scarpe.
Divor Odor, le soffici solette con carbone attivo che deodora e schiuma di lattice che assorbe la traspirazione. Divorador funziona davvero. Divor Odor, deodora e assorbe la traspirazione per 3 mesi. Sono bravo in tutto, sono bravo Simac. Arancia, ti spremo tutta, arancia. Carota, io ti centrifugo. Ghiaccio, ti riduco una granita. Bravo Simac tutto in uno. Bravo Simac non c'era e Simac l'ha inventato. La